Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria. Diamo ora ampio spazio all'astrologia e all'oroscopo del nostro Alessio Creasso. Buonasera a tutti dal vostro Alessio Creasso e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo subito col segno dell'Ariete. La luna vi è amica, quindi vi aspetta una settimana di trombate da fuoco. Fasi scorta di goldoni e vaselina a seconda dei casi. Toro, anche assassinati nello stesso segno da Rocco Siffredi, è inutile che fasi tanto i fighi. Sei dall'84 che non vedi una nonna nuda. E Stano sarà ancora peso. Gemelli, settimana propizia. Non stai farvi scappare certe occasioni, se no sarai costretti ad andare in statale per i prossimi 20 anni. Sarà giornate molto belle, senza stress e manovelle. Cancro, Giove è in opposizione, per cui vi aspetta una settimana da merda. Pioverà così tanta sfiga che sa tanto se riuscì a arrivare vivi a fine settimana. Leone, per una concomitanza di eventi, la luna sarà nel vostro segno, per cui vi porterà fortuna. Stasera la luna vi porterà fortuna, la luna. Vergine, fasive una risata ogni tanto, che magari domani vi sveglia sotto un cipresso. Donne della Vergine, cercate di darla via finché si giovani, che da vece non le avrà più nessuno. Bilancia, settimana positiva. Nei prossimi giorni si farà viva la vostra vecchia fiamma, ma sarà solo per non mandarvi skate. Sarete in casa e buttate il cellulare sopra il cesso. Scorpione, Giove e Saturno vi saranno nemici. Periodo difficile, peso di così è solo la morte, ma la spiga rimane stabile, non può piovere per sempre, ma può anche tempestare magari. Sagittario, in amore forse arriva il momento di dare una chance alla persona che vi corteggia da tanto tempo, tanto che fa schifo anche a vostra amare. Lavoro ok, ma perché altri? Capricorno, periodo un po' burrascoso per la vostra salute. Vi venirà la febbre, il mal di gola, il cagotto e le emorroidi. È meglio che vi farvi un giro in farmacia, ma col furgone. Acquario, ragazze dell'Acquario, Nettuno è nel vostro segno, per cui questo è il momento giusto per cambiare la vostra vita. Quindi schei e osei, ciapei finché ghinei. Quindi schei e osei finché ghineccia pei. Pesci, al lavoro il vostro capo vi parlerà di aumento, ma sarà il suo. Per il resto della settimana andrà a gonfie vele. L'amorosa la vi fa i corni e perderà il portafoglio. Grazie a tutti dell'attenzione e vi ricordo che la vita è come la scala del Punaro, corta, ripida e piena di merda. Buona continuazione.